durante il periodo di lockdown, quel periodo lì, per te che periodo è stato? Cioè, come te lo sei vissuto? Ma io ho cercato di viverlo nel migliore dei modi, a dirti la verità, cioè nel senso mi svegliavo la mattina, come ogni persona che facevo colazione, studio, mangiavo, studio, registravo, scrivevo, mangiavo, finivo di mangiare, giocavo, mi sentivo, studio, facevo musica ogni giorno. E cercavo di viverla non chiuso, perché poi avrei capito che se mi avessi chiuso sarebbe stato peggio, no? Certo. Quindi ho cercato, diciamo, di reagire anche ci sono stati, a dire la verità, ci sono stati molti giorni in cui in quarantena non ho scritto perché c'era, diciamo, quel blocco, anche perché non uscendo, non vedendo nuove robe, l'ispirazione è un po' difficile prenderla, no? E quindi cercavo sempre un po' di qualcosa da fare di diverso, mi vedevo con degli amici che abitavano nel palazzo e parlavamo per avere soltanto nuove ispirazioni, per avere soltanto nuove idee. E questo periodo lockdown l'ho vissuto nel migliore dei modi, diciamo. Ecco, infatti ispirazione è una parola che mi piace, perché la tua scrittura, poi arriveremo a parlare anche della produzione, ma la tua scrittura è molto molto personale, c'è tanto di te in tutti questi dischi, nonostante appunto tu sia giovanissimo, che è un qualcosa che ultimamente la gente tende a dimenticarsi. Sì. Cioè questi ragazzini scrivono tutti le stesse cose, nel tuo caso non è assolutamente così. Quanto è stato difficile appunto, e dove sei andato magari a cercare l'ispirazione in un momento in cui sembrava che fosse tutto fermo? Ma sai cosa facevo? In periodo quarantena, quando volevo scrivere oppure non ci riuscivo, appunto come prima, salivo sull'attico del mio palazzo e, diciamo, guardavo l'immensità, no? Guardavo nel vuoto e cercavo di prendere quelle ispirazioni che mi mancavano, che il lockdown mi aveva, diciamo, fatto non dimenticare, ma mi aveva fatto distrarre da quelle ispirazioni che di solito prendevo sempre quando c'era il momento di scrivere. In quarantena l'ho fatto, che ne so, guardando, tipo, molte volte la cito nella prima parte, guardando la serie Prison Break. Guardando la serie Prison Break, per me è cambiato tutto in quel momento, perché mi ha portato a delle nuove idee, guardandola tutta quanta, ha portato a delle nuove scritture, aggiungendo, diciamo, delle situazioni che ho visto nel film, trasformandole nelle situazioni nostre della vita quotidiana, andandole a portare in scrittura, cioè nel senso andando a rapparlo. E questo l'ho fatta in Garfield, che c'è nella prima traccia. Infatti dice: a 10 anni guardo Garfield, sono Zorro senza baffi, trovavo il piano come Scofield. Grande Michael. Esatto. Sì, anch'io ho visto in quarantena, quindi capisco al volo. Prima, però comunque, ecco, le serie TV portano ispirazione. Sì, cioè sono una di quelle... Il momento lockdown, sì. Il momento lockdown è stato veramente un binge watching totale. Violentissimo. Sì, Netflix consumato. Netflix, Amazon, un botto di roba. No, aspetta, non ti dico Netflix, la Play e il computer si sono bruciati. Ah, beh, guarda, sì, ma veramente. Tra l'altro la Play, cioè il fatto di... Io giocavo con gente che stava negli Stati Uniti, c'è questo mio amico che sta a San Francisco. Questo vuol dire che non avevo più un cazzo di fuso orario, pertanto ero in lockdown. Alle 3 di notte, esatto. Per me era uguale. Pure per me, alle 6 di mattina, a mezzogiorno. È quella roba lì. Play cosa? Visto che abbiamo citato... COD Warzone, mio preferito. Okay. Ho fatto anche un video, sarebbe Trip con Night, che mi sono ispirato a Shipment, basta, sono esce il mio nerd che c'è in me. No, qua sfondi una porta aperta, ex giocatore, quindi ti capisco fin troppo. Anch'io. Il lato nerd è molto molto interessante. Sì, ma poi è uscito tantissimo questa molto. Cosa del gaming, cioè ieri sentivo Vegas, e pure lui mi raccontava, appunto, in quarantena non ho fatto altro che cucinare e giocare alla Play. E guarda fare che musica, ovviamente. La quarantena veramente ha espanso queste cose in maniera totale. Sì. Tutto ciò che prima non facevamo a casa in quarantena, secondo me abbiamo fatto di veramente. Infatti adesso ho venduto la Play, così almeno posso lavorare.